Eccoci qua, grande giorno. Bentrovati, grande, bentrovati. incredibile. Dirti che mi ha scritto Chi ti ha scritto? La Dai, Meloni. dillo. La Meloni? la Meloni. Il presidente? No, un'azienda di frutta e verdura che mi volevano mandare dei meloni per la prossima stagione. E poi sai che io ho detto, lo sai che mi dico, a me dicono, com'è Desiree dopo che ho parlato dei meloni? Ho detto è mattarella. Quanto sei scemo, veramente. Meloni, Va bene, ok. Grande, ce le ho così, naturali. Scusa un attimo. Non c'è bisogno, guarda. Saluto la camera di Desiree. Pensavo te lo fossi scordato, pensa un Saluto po'. la mia camera. Saluto la camera dell'artrosi cervicale. La 6, quella è la 6. Perdonami, Cosa? La 5, questa è la 5. Amica! E chi c'è? La 5. Amici, La camera 5. Ancora sta becco. Ultimo ma non ultimo. Lo zio Gianni, zio Lo zio Gianni. Gianni che si mette nei nostri panni. Adesso cos'ha lo zio E Gianni sì, qui è un po' davanti? turbattoso, Una pannocchia, che cos'è? bravo, Non avevo bravo. fatto caso, una pannocchia. Ti saluta, stanotte mi è venuto in sogno e mi ha detto mi devi salutare assai a Desiree. La Desiree, va bene, allora, sì. Ci tiene troppo perché dice mi fa tenerezza, siccome la vedo così Come? poco, mi pare pietosa, per cui salutamela anche se comunque vabbè. Prendere coraggio tu, Vabbè. Non prendere coraggio. Dai, E forza. comunque, tu i soldi dove li tieni? In che senso? Come in che senso? Dove li tieni i soldi? Perché tu dove li tieni i soldi? Scusa, nel portafogli, in tasca. Ma come sei antico nel portafoglio? Non Perché? si tengono più i soldi nel E portafoglio. dove si tengono? Ma c'è la carta di credito, il banco, ma te il wallet, paghi direttamente col cellulare, non hai visto? Ah, l'ho vista sta cosa. L'hai vista? Che ti E pareva? praticamente dentro c'è una carta di credito piccola piccola. Ma che dici? Che vuoi un sistema di pagamento così, Come si centralizzato, chiama? wallet. Wallet. Ma i piccoli sono piccoli Nel quando li senti, portafogli. dai. Comunque, io volevo dire il portafogli perché? Perché da lì ti volevo portare a una ricetta di ingredienti fatti a portafogli. A portafogli. Come se fosse un portafoglio, cioè che contengono qualcosa all'interno. Va bene. E abbiamo delle bellissime fette di verza. Mamma mia, guarda che Vedi sono grandi. belle. Cosa abbiamo Meravigliose. fatto? Le abbiamo staccate una per una dal verzone Sì. e le abbiamo spollentate. Ecco. E adesso ti faccio vedere il procedimento. Poi che abbiamo fatto? Abbiamo preso un macinato di pollo Ecco. e condito come se dovessi fare delle polpette. Ok. Ci sei? Però di al macellaio se gentilmente ti dà il macinato di pollo parte della coscia. Della coscia. Perché è più Morbido. grassettosa, più morbida, non è stopposa. E cosa hai messo qui? Fai E un... qui facciamo subito che un recap veloce? troverete, o qua o a Sicilia Pay, troverete. bene, dillo, dai. Vabbè. E c'è un uovo, c'è il formigiano. Il parmigiano. Formigiano. Il parmigiano. Parmigiano, c'è il pan gratin, Sì. è tutto a San Marè, Un c'è prezzemolo, l'uovo, prezzemolo e sale e un po' di Bene. pepe. Quindi effettivamente è come fosse una polpetta. Perfetto, cosa andiamo a procedere per fare questa ricetta? Che sai, a volte i bambini non mangiano le verdure, perché così sai, piano È piano vero, riesci. si rende più sfiziosa Allora, la ricetta. Bolli la fetta che non deve cucinare molto. Ah, questa è bollita? Sì. Senti, ma questa per Non la caso hai rompere. usato quella cosa di metterla poi nell'acqua fredda? Certo, per mantenere il colore, la bravo. verdezza? La verdezza, sì, la verdezza, questa ce la prendiamo tutta, la verdezza. Andiamo a togliere la costina dura che non ci permetterebbe poi di piegarla. Ok. Giusto? Facciamo così, prendiamo una buona parte di questo, dato che è un secondo, questo è un secondo, e lo andiamo ad adagiare qui così, guarda. In this way, allunga, 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 allunga. Sai che c'è una ricetta molto famosa in Romania, credo, con la verza, verza, sono certo. gli involtini così. È E simile a qual è? questa per caso? Qual è? No, non mi ricordo, so che utilizzano... Sì, la verza è molto usata. La verza per fare... Anche per fare il borsci si usa la verza, Cos'è il un borsci? piatto dell'est europeo. Ok, sono degli involtini tipo? No, il borsci è una zuppa, gli involtini Ah, che dici tu, ok. l'ho capito. Ecco, guarda cosa abbiamo messo qui. Cos'è questa? È una tumetta, Ok. va bene? E chiudiamo a portfolio, chiudiamo così, bene bene. Poi andiamo a modellare. Chiaramente questi scarti che faccio io, signori miei, non si buttano. Questi vanno in un minestrone, vanno in cose così. Capito? Molto semplice, abbiamo fatto questo. Ok. Prendiamo un piatto, per esempio una barchetta, e lo andiamo
adagiare. Semplice così. Questo tritato fatto con il macinato di pollo, ben una condito. fettina di tuma, quella abbiamo detto che è bollita, Sì, è diciamo sbollentata, non è proprio cotta. sbollentata. E facciamo così, guarda. Prendiamo un'altra slide. La facciamo? La Certo, slide? certo. Guarda che slide qua che c'è. Ecco qua, togliamo la parte venosa e dura, procediamo allo stesso modo, prendiamo il composto e lo andiamo a mettere in this way that. Ai ai. Ecco qua. Lo sai che una signora mi ha fatto i complimenti, non so se te l'ho raccontato, Per ma sai perché cosa? mi ha fatto i complimenti? Perché? Cioè mio marito è in pensione e ce l'ho tutto il giorno a casa, vi giuro proprio Si è veramente. messa a cucinare Da il quando marito? vede la sua trasmissione cucina io mi levavo in mezzo ai piedi, ma ha detto Ah, proprio così. bellissimo. E la Testuali signora si parole. rilassa anche, no? Così ha uno Testuali chef personale. Ecco qua, esattamente, è un bel dire, no? sì. Togliamo la parte eccedente, abbiamo detto, così. Parte che desideri noi non buttiamo, giusto? No, questo Che non conserviamo. buttiamo niente, conserviamo. Prendiamo il nostro portafogli e lo mettiamo. E lo mettiamo così. Dopodiché, sai che cosa Va facciamo? in forno, immagino, no? Brava, però prima diamo una spolverata di pepe. Fai Di te? pepe, faccio io, certo. Lei è la pepaia ormai. E l'ha detto al pepe, la pepaia. Così, Perfetto. Un supplecaines di sale un po' di sale. su tutte e due le fette. Ecco. Perfetto. E a questo punto Ah, e un po' di andiamo a mettere parmigiano. un po' di parmigiano così, proprio così. Così, proprio così. Mi sembra ottimo. Semplice, semplice. E non finisce qua perché dopo una prima cottura aggiungeremo la mozzarella. Bene, quindi E già intanto sai, per così. i bambini c'è questa cosa. Guarda qua. Sì. Misura che l'hai lo d'olio. Il bello che lei lo fa, le ho detto mi sfrecca l'olio. Ma ormai ti capisco Lei lo io, fa, no? Ormai capisco il tuo Bellissima sta linguaggio. cosa. E andiamo a mettere into the oven. Quanto sta in forno? Questo qui deve stare, siccome parliamo di tutto il prodotto, la foglia è cotta, ma il pollo no, lo facciamo stare un quarto d'ora. Un quarto d'ora, 20 minuti va a bene. 200 gradi a forno statico. Perfetto. E lo abbiamo Allora. messo dentro. Capito? Aspetta che mi sciacquo la mano. C'è una seconda ricetta, immagino, Certo no? che c'è la seconda ricetta, ci mancherebbe altro. Rimaniamo sul tema dei portafogli. Bene. Allora, facciamo un recap di quello che abbiamo fatto. Abbiamo preso la coscia del pollo, ce la facciamo disossare dal macellaio, se volete qualche volta ve lo faccio pure vedere come si fa. Sapete che non è Ed è il difficile macinato. disossare un pollo, è macinarlo, che lo potete fare anche a casa con il frullatore. Poi mettiamo gli ingredienti come se doveste fare una polpetta. Ok, quindi Va dell'uovo, del parmigiano, Lei, del per esempio, è brava a prezzemolo. fare polpettine, è brava, le fa sempre. Va bene, le facciamo così, mettiamo in mezzo, chiudiamo a portafoglio. Abbiamo messo un po' di Semplicemente. sale, un po' di olio e una spolverata di parmigiano. Poi vedete è un secondo gradevole dove unite la verdura Molto alla semplice e carne. particolare, Va devo bene, dire, sì, sì. è anche vegetariano. Allora, quindi, Lo sai che adesso è un cosa piatto abbiamo? vegetariano questo? No, non è vegetariano perché c'è il pollo dentro. Il pollo non mangia erbe, verdure. Vai avanti, dai, Scusa. non è vegetariano. Dai. La seconda ricetta, the second recipe, andiamo con la amata e cara melanzana. Melanzana. La melanzana che è qua. Che le hai fatte? Le hai fatte grigliate? Allora, queste le abbiamo fatte grigliate. Sì. Va bene? Sì. Le abbiamo prima grigliate, le abbiamo tagliate spesse perché devono contenere il contenitore. Ok. Come c'è già? Lo so, vabbè, ma non è che posso. Cosa? Che Vabbè, c'ha lo c'ho zio già, Gianni? lo so, hai ragione. Che però- ha lo zio Gianni? Che dice? No, dice, ma che succede? Questa molinciana fatta alla piazza, le molinciane sono fritte, la molinciana è fritta. Effettivamente vabbè, ha però, Gio Gianni, ragione. devo fare anche delle ricette. Un'alternativa, Vabbè, Gio zio Gianni, non ti Gianni. arrabbiare però. Zio Gianni, Ah, va. un'alternativa, dai. Mi piacevano le muligiane No, fritte. stavo litigando con mia zia. Allo zio pure, Gianni? Sì, mi facevano le melanzane fritte, capito? E se la prende così non è neanche giusto, enzia andio. Vai. Allora, quindi... Allora, quindi ora facciamo lo stesso lavoro di questo di qua. Sì. Va bene? Prima di fare il ripieno, dobbiamo creare il ripieno. Certo. Dobbiamo fare vedere come si fa un Come ripieno. si fa il ripieno? Che è un ripieno tradizionale siciliano, poi con delle piccole variazioni. Allora, prendiamo il paddle, Sì. capito? Vabbè.
Se io ti dicessi una cosa so Ogni che... tanto si perde. No, io so che te la dico ma non ci crederai. Sei campione di padel? No. Dirti da quale scuola esce Sinner te lo posso dire che Da esce quale scuola? No, Di padel? no, di tennis, Ah, di i tennis. primordi, me lo dai un cucchiaio. Allora faremo questo ripieno non con la semplice pangrattato, ma lo facciamo con la modica atturrata. Atturrata. Capito? Che ti sembrerà scherzo ma assume tutt'altra verità e tutt'altro sapore. Non ci credi, vero? No. Dimmi che non ci credi. Mi dimmi. fido, voglio vedere il risultato. Dimmi. Andiamo a operare. Allora, questo è il di qua. procedimento, lo conosciamo. No, e questo No? è un po' diverso. È diverso. È un po' diverso perché andremo a lavorare. Noi facciamo questo, atturriamo e lo sapete che facciamo? Mentre noi atturriamo, ai consigli per i consigli, andiamo. Andiamo ai consigli per i consigli, torniamo tra Tra pochissimo. poco, c'è Gianni, l'ho capito, le melanzane fritte, va bene. Mi dai un po' di sale, Gioia? Eccolo, Mettiamo un po' di sale, mi dai anche dell'olio, eccolo. mi fai un recap di quello che abbiamo fatto prima? Prima abbiamo fatto, come li chiamiamo? Involtini di verza? No, portafogli diversi. Portafogli di Abbiamo parlato verza. mezz'ora di portafogli. Portafogli, giusto. L'involtino è involtato, quello è Facciamo portafogliato. wallet di verza? Eh? Wallet di verza? Come ti Wallet, che è il sembra? portafoglio in inglese, wallet. Va bene, Portafogli guarda. di Hai visto verza. che ho messo l'olio e si è agrumato? E Ho invece no. visto. Ma poi sai che succede? Ma devi aggiungere ancora un po'? Sì, ora ti faccio vedere. Aggiungiamo questo, vedi? Che lui si sta sfrocolineando. Poi aggiungiamo dell'uvetta sultanina. Così senza ammollata, giusto? Senza ammollata, così, poi ci penserei. E così, la mettiamo dentro. Mi dai un altro poco di olio? Un altro po' di olio. Sì, così, va bene. Ce lo prendiamo. A questo punto aggiungiamo anche del concentrato of tomato. Cucchiaino. Quindi tutto così lo fai in padella, Sì, espresso. cucchiaino. E ora, come per miracolo, avviene il miracolo, guarda. Andiamo a tingere un pochino così. Ora mi serve ancora un altro poco di olio. Eccolo qua. Eccolo qua, vai. Tutto qui? Sì, dove vuoi, tanto me lo prendo io. Eccolo qua. E se lo prende anche il... Così. Vedi che colore sta assumendo? Eh sì, ho visto. Beh, senti che profumo C'è che un bel profumo, sì, devo dire. Quindi è un questo è il partendo- ripieno. Come se volessi fare una salta beccafico, una cosa, poi c'è la variazione sul tema. Capito? Allora, quindi piano piano tu vai ad aggiungerti olio Sì. e continui così con la cottura. Sì. Finché non diventa... Diventa imbrusto light. Sì, esatto. Che non si dice così in inglese, lo abbrustolsce. sai che si dice imbrusto light? Ok, adesso prendiamo una bowl. Così, qui. Stiamo raggiungendo la nostra tostatura. Ma senti che profumo? Sì. Il profumo lo dà, sai cosa pure? Il concentrato. Il concentrato. Ho bisogno di un altro poco di olio qui. Metto qua. Qui, vai, basta così. È saltato, è una cosa viva viva. Viva viva! Ecco qua. A questo punto che abbiamo raggiunto il colore che volevamo noi e la brustolitura che volevamo noi, Sì. spegniamo e andiamo a creare questo composto così. Ma dicevamo che non finisce qui. No. No, Che facciamo adesso? perché ora dobbiamo passare proprio a condire questa bella situation. Sì. E cominciamo con Pecorino, cos'è questo? il pepato secco, quello Pepato stagionato. secco. Ok. E voilà, e lo mettiamo qua. Poi mi dai un cucchiaio, no, la Marissa, e andiamo a mescolare. Mescolare, come vedi, abbiamo ancora bisogno di un poco di olio. Metto? Sì, va bene così. A questo punto, che lo facciamo raffreddare un pochino, ci scatafolliamo Anche prima un l'uovo. uovo
tieni, se no mi si cuoce. Primo nuovo e vediamo la consistenza con un uovo. Qualora non dovesse bastare, ce ne aggiunge un altro. ce ne aggiungiamo un altro. Quindi deve essere proprio un ripieno, deve essere Un ripieno vero e proprio. compatto, diciamo, Particolare, no? che comunque è molto sicuro questo ripieno, Sì. diciamocelo ragazzi. Anche per degli involtini si può usare certo, questo, certo, no? i voltini di carne di pesce, puoi fare quello che vuoi. Per esempio, se questo tu ci aggiungi un po' di fumetto di pesce, qua Che diventa buono per fare gli involtini di pesce spadano. Ah, vedi? Zio Gianni, si dice fumetto oggi. Che aveva detto? Un fiore di pesce, ma zio No, Gianni. no, zio Gianni, no, no, che trash. Non no. possiamo fare, No. Che c'è? Si è offeso? Sì, hai detto trash. Che ho detto trash. Vabbè, no, zio Gianni, volevo dire... No, aveva capito che era una bella parola perché ha detto anch'io l'amo. Vabbè, Ha capito che lascialo trash- stare, No. lascialo stare. Secondo lei, signora, ci vuole un altro uovo? Secondo me ci vuole un altro uovo. Sì, penso Poi non so proprio come di lo sì. vuoi tu. No, penso proprio di sì. Oppure dell'altro olio. No, dell'uovo così L'uovo? ci fa consistenza e diventa un bel composto. Per cui le uova sono due per quella quantità che avete visto, io già lo sapevo, ma ho messo alla prova la mia partner, dolcissima mia partner. Ecco qua. Quindi vedi, deve diventare così, insomma, Bravo, deve diventare così. Esatto, ci si regola. Esatto. Aggiungiamo un altro poco di sale perché mi sembra Vuoi che... un po' di sale? La vuoi assaggiare? Vedi se ci vuole? Vuoi o no? Prima Vedi se ci assaggio, vuole, prima assaggia. assaggio, aspetta, Lei si arrabbia quando assaggia, proprio è una cosa, vai, sister. No, No, non ci va va. bene così. È bello saporito. Però in tutto questo c'è un questo. Qual è il questo? E questo è il ripieno. Ecco, Hai ok. visto? L'hai messo in frigorifero? Sì, certo. È stato a riposare e prendiamo, sai che cosa? I portafogli di Verza. Perché li dobbiamo completare, ti ricordi? Già guarda quanto sono belli adesso. Ah, ma bellissimi, guarda. E a questo punto guarda guarda quel che verde come facciamo. spicca. Bellissimo. Guarda che facciamo. Guarda cosa ti faccio. Ti faccio questo. Ti faccio questo. Ti faccio questo e ti faccio questo. Lo stavo prendendo con le mani, non ci crederai, guarda, lo stavo prendendo con le mani. Bene, quindi giusto il tempo di fare sciogliere la mozzarella, penso qualche minuto, giusto? Esattamente. Farla sciogliere e non farla bruciare. Ok. A questo punto abbiamo il composto già preparato e pronto. Sì. Andiamo a strutturare i nostri portafogli. Dai, come Va si bene? fa? Così ti faccio vedere. Mettiamo una fetta qui e una fetta qui, una fetta qui e una fetta qui. Questo lo togliamo. Ci prendiamo questo, no. Ecco, prendiamo il composto. Allora, sì. E facciamo così, guarda. Andiamo a mettere qua. Questo lo mettiamo qua. Guarda. Guarda. E poi ci andiamo a mettere questo di qui, che questo è un primo sale di quello strong, sai? Di quello casareccio Strong, proprio. casareccio proprio. E te pareva? No, perché E te pareva? volevo capire quanto era casareccio. No, è casareccio. È buono, eh? Sì. Poi abbiamo un gambuccio di Gambuccio. prosciutto cotto. Il famoso gambuccio. Esatto. Ah, c'è anche di cotto il gambuccio? Sì, certo. Sì, sì, questo potete chiederlo al vostro salumiere. C'ha Non un gambuccio. ritagli, gambuccio, cose varie. Prendiamo il contenator e lo mettiamo. Un po' di olio me lo dai? Certo, metto lì? Sì. Perfetto, va bene. Mi dai una paletta. Guarda che facciamo adesso, guarda, dammi l'olio. Così. Pan grattato? Questo? Sì. No, no, dammi la bolla. Ah, eccola. Fate così. E l'altro no, aspetta, non ho finito.
l'altro lo mettete nella teglia così, poi magari la pulite, questo abbiamo messo qua, così, ed è la prima. E la mettiamo là. E la mettiamo là. Uno, due, uno. E andiamo in forno. E andiamo in forno. Va bene? Entriamo questo. Senti, questi sono tutti ingredienti cotti, giusto? Come? Questo invece sono tutti ingredienti cotti. Sì, questo per la maggior parte sì, per cui abbiamo bisogno di meno tempo. Guarda che sciccheria, Ah, guarda. questo l'abbiamo Guarda che completato, ti è bellissimo. uscito, guarda. Entriamo così. Diamo una pulita, 2 minuti, usciamo quello dal forno e siamo pronti. E assaggiamo. Abbiamo pulito, Ottimo. tutto lindo. Hai visto? Ha pulito tutto lei perché ha paura di me. Ma non così detto, c'è! Si è messo a Prendi pulire. la melanzana, dai. Eh? Prendi la ricetta. La vado a prendere, te lo dico io, va Valla a bene? prendere, forza, dai. Sei Valla a capace di prendere. dirmi un'altra volta? Valla a prendere. Vabbè. Ma perché? 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 Ecco qua. E anche questa è bella qua. Belle. Dimmi perché hai messo 2 melanzane in una teglia così grande? Dimmelo. Perché hai messo 2 melanzane in una teglia così grande? Perché non trovavo la teglia piccola. Più piccola? Vabbè, Non non lo trovavo. importa. Adesso impiattiamo in un piatto più piccolo. Allora, io ti consiglierei di iniziare dalla verza. Ma anche io mi Va consiglierei bene. di iniziare dalla verza. Te lo consigli pure tu? Anche io. Va bene. Ecco qua, prendiamo l'utensile per poter prendere la verza. Non ci dimentichiamo che il piatto è caldo. Ti prego. Ecco qua. E ti verso così. E ti ho versato, dai. Che profumo, ragazzi, che profumo. Che profumo. Guarda che ti faccio. Guarda. Ah, bella rosa rosa. E certo, che ti sembrava che mi prendevo quello? Certo. Ah. Ma buono. Grosse. Non me l'aspettavo. Ma neanche io. Veramente, sai, la verza, il pollo. La porchetta, il coltello. Invece no. Aspettavo. Bravo. Grazie. Veramente. Ma quando l'hai pensata questa ricetta? Dimmi. L'abbiamo pensato. A questo punto salutiamo i nostri teleascoltatori, teleascoltatrici, teleascoltatutti. Non ne so già le queste, Io scusa. lei non se lo dimentico. Aspetta che ti prendo un piattino, avevo Ma scherzato. no, ma guarda, lo metto qua, non importa. No, importa. Non importa, Beh, guarda, lo sposto così, sempre con eleganza, sempre con stile. Facciamolo vedere, guarda, lo giriamo così da questo lato. Guarda chi è bello, va. Portafogli di melanzana, molto buono, bravo. Buono? Mhm, Grazie. molto. Arrivederci. Ci vediamo alla prossima. Non mancate. Portafoglio di verza, 5 foglie di verza bollite, 500 g di macinato di pollo, coscia, un uovo, mezza cipolla, prezzemolo, 50 g di parmigiano, pangrattato e paprika dolce e olio di semi quanto basta. Portafoglio di melanzane, 6 fette di melanzane alla piastra. Per il ripieno 100 g di pangrattato abbrustolito, 2 pomodori a pezzetti, un uovo, 100 g di primosale a fette, 50 g di parmigiano, prezzemolo e pangrattato per la panatura.